candidato estratto per primo sulla lista elettorale a Castiglione Chiavarese è Luciano Ponzuoli. Nato ad Arenzano il 9 settembre del 1953, è sposato e ha 2 figli adottivi. Ha conseguito la maturità scientifica e ha svolto attività nel settore parabancario. Attualmente in pensione, gestisce un bed and breakfast a Velva. Ha maturato un'esperienza politica come consigliere comunale ad Arenzano dal 1973 al 1982. Si è occupato per lavoro di enti locali. Nel tempo libero cura l'orto. Alle amministrative 2019 si candida a sindaco appoggiato dalla lista Crescere Insieme Luciano Ponzuoli sindaco. Salve, noi ci presentiamo per l'amministrazione comunale di Castiglione Chiavarese. Il 26 maggio si rinnova il Consiglio Comunale, io mi candido a sindaco di questa importante e bella cittadina. Noi pensiamo che siamo ad una svolta, che dobbiamo necessariamente cercare un'idea di sviluppo nuova, che si basi sul turismo, sul recupero delle possibilità di attività agricole, su uno sviluppo integrato di queste cose, sullo sviluppo di piani di recupero delle nostre realtà, delle nostre bellezze naturali, paesaggistiche e di centri storici. Per questo noi ci siamo presentati. Siamo una squadra di persone che comunque operano nel comune di Castiglione Chiavarese, o sono native o su questo si sono innamorate per le loro attività, e per questo noi ci candidiamo per questa grande passione da realizzare con le persone. Il candidato numero 2 sulla lista elettorale a Castiglione Chiavarese è Giovanni Collorado. Nato a Castiglione Chiavarese il 20 marzo del 1945, è sposato, padre di 2 figli e nonno di 2 nipoti. Ha conseguito la licenza professionale al Villaggio del Ragazzo, ha lavorato all'ex FIT Ferrotubi di Sestri Levante e all'Arinox. Appassionato di calcio, è stato vicepresidente per 34 anni della squadra di Casarza Ligure e fondatore del settore giovanile. Ha una lunga militanza politica, per 10 anni assessore a sport, industria, urbanistica a Casarza Ligure, 15 anni come consigliere di minoranza, sempre a Casarza Ligure, già consigliere provinciale della città metropolitana. Dal 2009 è sindaco di Castiglione Chiavarese. La lista che lo appoggia si chiama Per Castiglione Collorado Sindaco. Ma io credo che i lavori che abbiamo fatto sul territorio siano un esempio veramente, abbiamo fatto degli sforzi non indifferenti perché siamo riusciti a ottenere dei risultati che secondo me non è da poco. Dei comuni vicinori dell'entroterra credo che questo è stato fatto un lavoro veramente eccezionale con tutte le persone che conosciamo, le amicizie, la conoscenza del Presidente. Essendo andati in provincia, città metropolitana, abbiamo fatto per niente gli ultimi sviluppi che abbiamo fatto, anche tutte le asfaltature che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per merito anche dei mezzi della provincia che ha ripreso dopo 4 anni a città metropolitana con la squadra per fare gli asfalti, se no non avremmo potuto fare tanto. E poi credo che la gente che mi conosce sa, una cosa che non possono dire di Collorado è quello che non sono disponibile per tutti. Io lo dico, l'ho sempre detto, quindi dicono che io sono di parte, è tutto sbagliato. La mia parte quando sono diventato sindaco è per tutti in ugual misura, e quando uno viene a Castiglione io ci do merito che viene, tutto quello che posso fare lo faccio. Grazie.